Gli auguri a Basilio Borgo per il suo 73° compleanno sono arrivati dagli amici più cari, gli stessi che apprezzano i suoi libri e i disegni che raccontano le partite realizzati dallo stesso Borgo, che rappresentano dei veri capolavori. Basilio Borgo è un tifoso bianco-azzurro e bianco-nero, con una meta: arrivare a 100 libri. Di sicuro andrà oltre. Intanto auguri Basilio. Certamente i veri amici si vedono nel momento giusto e questo è il momento giusto. D'altronde sono arrivato a 57 libri e come ti avevo anticipato in precedenza ora sono assistito da un grande editore, che qua lo potrai vedere, Carlo Fontanelli di Empoli, che mi ha dato la sua disponibilità per mettere in evidenza i miei libri nel suo sito. Ecco Basilio, più che di Acragas vorrei parlare questa sera della tua Juventus. Cosa sta succedendo? Ma lo sai che navigate in zona retrocessione? Allora, la Juventus è come l'Acragas, è un'icona che dura da sempre, almeno dal ragazzo, dai tempi di Omar Sivers e John Charles. Comunque la squadra è all'altezza della situazione. Cosa sta succedendo? Che la dirigenza sta venendo fuori, si sta dimostrando che ha sbagliato tutto, perché aveva lo squadrone e poi per la velleità di qualcuno di portare anche a Ronaldo, questo ha contribuito, perché poi Ronaldo è costato il Dio, senza che poi uno ha vinto poco e niente. Ecco bene, ti rinnoviamo gli auguri di buon compleanno. Grazie, Basilio. grazie a tutti voi. E poi volevo dire un'altra cosa, i libri di oggi devono essere 4 ma sono 3, perché quello Waddan è dedicato al famoso locale di Agrigento della Vittoria e quindi l'ha fondato Mario D'Alessandro, amico mio. Purtroppo Mario D'Alessandro non è potuto esserci per gravi motivi familiari, che è dovuto ritornare al nord dove risiede. Comunque mi ha detto che quando verrà lo presenteremo tranquillamente. Comunque in questi libri quello a cui tengo per andare è questo di qua, La bella Juve, perché 83-84, perché ricorda un amico che se n'è andato, che forse ricorderete nelle televisioni, quel signore Lillo La Bella, che purtroppo è deceduto insieme al altro figlio in via Dante, non so se ricordate l'episodio, fu all'inizio anni 90. E quindi è una cosa che, siccome è il papà di Roberto, il genero di Michele Buggea, quindi ho voluto fare questo omaggio. Ecco, questo sarebbe, ecco qua, il ricordo di Lillo La Bella. Facciamo vedere la copertina. Matteo Colucci, da ex capitano, un ritorno nella città che le vuole ancora bene. Finalmente, era ora. Sì, ci speravo, è una vita che ci spero di fare parte di questi colori, perché ho giocato 5 anni, ho indossato questa maglia per 5 anni e mi sento, sono un agrigentino. Ci ho sempre sperato, finalmente ho trovato le persone giuste che hanno avuto fiducia nei miei confronti, hanno ricordato non solo del mio passato ma anche della mia esperienza calcistica, perché ultimamente diciamo, l'Agragas non è che sia stata circondata come società, diciamo, all'interno della società ci sia stata gente che ha fatto calcio a certi livelli, però non voglio ritornare su questo discorso, voglio parlare solo di oggi. Dico che sono felicissimo, ringrazio la società e tutti quelli che hanno avuto questa fiducia in me e spero di ricambiarli con la mia esperienza nel mio ruolo che sono andato ad occupare. Come se sapete, il mio ruolo è quello di fare l'osservatore, il visionatore. Io la domenica vado a vedere le squadre avversarie e relaziono le squadre degli avversari al mister. Comunque l'Acragas impone mani, ecco. Ma diciamo da parte mia penso di sì, come vedo che sia in buone mani anche il mister, è una persona preparatissima, il direttore sportivo è uno preparato e la società mi sembra che abbia le carte in regola per arrivare in fondo.